brother, there's an endless road to rediscover. Noi bambini della scuola primaria di Levada siamo andati a scoprire le sorgenti della Bidoggia e della Negrisia. Eravamo nelle zone di Cimadolmo, Negrisia e Stabiuzzo. La giornata era piena di nuvoloni grigi e bianchi. Era umida e sembrava che cominciasse a piovere. Insieme a noi c'era un grande esperto di ambiente e natura e di piante che si chiama Fausto Pozzobon. Do you still believe in one another? Hey sister, do you still believe in love? I wonder. Oh, if the Cominciamo la nostra gita con il pulmino comunale e il nostro autista che si chiama Lino. Per prima cosa ci ha portato a vedere una quercia che ha circa 300 anni, è molto grande con qualche ramo secco, staccato e perciò caduto. Fausto ci ha spiegato che una quercia può vivere 1000 anni circa. Poi ci ha fatto vedere la Bidoggia, che è un fiume di risorgiva, non ha corso naturale ma è stato deviato dall'uomo. È infatti un corso funzionale allo scolo e all'irrigazione del territorio. Dopo ci ha mostrato il Bidoiotto, che è l'affluente di sinistra della Bidoggia. L'acqua era ferma, sembrava ghiacciata, ma non era così. Il Bidoiotto era secco, aveva poca acqua e non era profondo, e così si spiega perché è fermo. Fausto ci ha fatto osservare le piante acquatiche, come il sedano d'acqua, l'erba gamberaia e l'ontanolino, con i suoi fiori maschili e femminili. I fiori maschili sono dritti, con piccoli semini, e quelli femminili sono grosse palline nere e marroni. Spesso i semini vengono mangiati da un uccellino detto ugarino in dialetto. Altre piante che abbiamo osservato sono il salice bianco, il platano, il canneto a canna palustre, le code cavalline e l'olmo. I campi sono a gruppa d'asino per lo scolo dell'acqua. In mezzo ai campi passa un piccolo fossato, detto scolina, che arriva fino alla Bidoggia. Poi partiamo e andiamo a conoscere le sorgenti incanalate della Bidoggia. Arriva un contadino chiamato di cognome Darus, che ha raccontato che un tempo la sorgente era una grande buca circondata da platani con il lavatoio. L'acqua era limpida e le donne venivano a lavare i panni. Il fiume era ricco di gamberi di fiume e altri pesci, gli spinarelli, le tinche, le sanguinerone, dette peslore in dialetto. Le due sorgenti che abbiamo visto si chiamano la prima Marciore e la seconda Peschiera. Nella Peschiera abbiamo osservato queste piante, la Veronica beccalunga e il crescione. Arriviamo a conoscere la sorgente della Negrisia. Per strada osserviamo il suo percorso e vediamo l'affluente di destra, il Venè. La sorgente si trova presso il mulino Giacomini a Cimadolmo. È rimasta la vecchia ruota. Infine siamo andati a vedere la cosa più bella, la Piave. La Bidoggia e la Negrisia sono i fiumi che vanno a finire nella Piave e proprio da qua parte l'acqua che abbiamo trovato. Sulla sponda ci sono Saligi, Sanguinella, Olmi, Quercia, Carpino Bianco. Il terreno per la maggior parte è pieno di sassi. Nel letto del fiume la corrente scorreva veloce. Ci siamo divertiti a lanciare i sassi nella Piave.
Abbiamo effettuato un mappaggio biologico della qualità dell'ambiente fluviale vicino a noi. Abbiamo imparato che i corsi d'acqua di pianura a corrente lenta e ricchi di vegetazione acquatica ospitano una comunità faunistica complessa. Ci sono numerose specie di organismi invertebrati, macroinvertebrati, vermi, crostacei, molluschi, insetti. Gli insetti sono presenti sia allo stadio larvale che allo stadio adulto. Abbiamo raschiato col retino nel fondo melmoso della bidogetta, ricco di detriti organici in decomposizione. There's only us. There